sociale per l'epidemia. Il presidente Zaia annuncia che si sta studiando un piano per le future riaperture. A preoccupare la situazione delle imprese, intanto ha firmato lo stato di crisi per l'agricoltura. L'Uso 2 interviene nel braccio di ferro tra il sindacato e l'azienda che fornisce il servizio di pulizia del Cafoncello, pronta ad eseguire i test sulle lavoratrici con sintomi sospetti. Sono già 130 le famiglie in difficoltà che hanno fatto richiesta al Comune di Treviso dei buoni spesa Treviso Solidale, come previsto dall'ordinanza della Protezione Civile Nazionale. Una gara di solidarietà nel carcere di Santa Bona a Treviso, mobilitarsi a sostegno della sanità veneta ai detenuti che hanno promosso una raccolta fondi interna. L'emergenza da Covid-19 manda in affanno anche gli agricoltori bellunesi, ma il settore non può fermarsi. Operazione della Guardia di Finanza, 2 imprenditori arrestati, 4 persone denunciate per bancarotta fraudolenta. Le Fiamme Gialle hanno scoperto evasione totale per oltre 21 milioni di euro. Sorpreso dagli agenti della Polizia Provinciale, pensionato intento a catturare uccelli protetti, l'uomo denunciato per bracconaggio e per il mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid-19. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano, come sempre, l'aggiornamento sull'emergenza coronavirus con i dati che sono arrivati in serata dalla Regione Veneto. Li vediamo insieme, sono 10.251 i casi positivi in totale con tampone positivo. Il dato cumulativo con un incremento di 140 casi rispetto all'aggiornamento di questa mattina. 8.990 i casi attualmente positivi, 556 deceduti tra coloro che hanno perso la vita in ospedale e quelli che sono deceduti in strutture extra ospedaliere e 705 i negativizzati, mentre sono 20.278 i soggetti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la Marca trevigiana sono 1.618 in totale i casi positivi, con un incremento di 12 casi rispetto a questa mattina, e mentre per quanto riguarda i soggetti in isolamento sono 4.132. Dando uno sguardo poi ai pazienti ricoverati, sono 1.719 in tutto il Veneto, con un incremento di 49 pazienti, 335 in terapia intensiva, e anche questa sera registriamo meno 10 pazienti appunto nelle terapie intensive del Veneto. 1.004 i dimessi e sale purtroppo anche stasera il numero delle vittime, 525 le persone che hanno perso la vita in Veneto, con un incremento di 22 decessi, 3 dei quali nella Marca trevigiana, una persona ricoverata all'ospedale di Treviso, una all'ospedale di Conegliano e uno all'ospedale di Montebelluna. Ospedali dove si continua a lavorare senza sosta proprio per combattere, per vincere questa battaglia contro il Covid-19. Tra gli ospedali in cui si lavora da giorni, da settimane, l'ospedale di Castelfranco. Allora siamo in collegamento con la dottoressa Sabina Villalta, direttore di medicina generale dell'ospedale di Castelfranco. Buonasera dottoressa e grazie per la sua disponibilità. Buonasera, buonasera a voi. Allora dottoressa, ho detto che è da giorni, settimane che state lavorando per combattere il Covid-19, un mostro che si è abbattuto sugli ospedali veneti e che ha richiesto una riorganizzazione interna del lavoro nei nosocomi. Come è cambiata la vostra routine tra le corsie dell'ospedale di Castelfranco? Certo, lei ha detto bene, si tratta appunto di un'emergenza, possiamo dire planetaria, e quindi una situazione che, come per tutti coloro che affrontano questo tema, è una situazione impegnativa, e lo è anche per noi. Devo dire che in questa settimana la situazione sembra un po' più stabilizzata rispetto alla settimana scorsa e alla settimana precedente, ma ovviamente è difficile poter fare delle previsioni. L'ospedale San Giacomo ha previsto un intero piano che è dedicato a ricevere pazienti che sono degenti lì per questa patologia, e che sono pazienti che presentano la necessità di un ricovero per una infezione respiratoria che è più o meno grave, che necessitano di trattamento, di monitoraggio e ovviamente di ossigenoterapia. E questo, come lei diceva giustamente, ha determinato una riorganizzazione all'interno dell'ospedale complessivamente.
L'equipe è prevalentemente costituita da medici internisti che prima si dedicavano alla medicina generale, ma questi sono coadiuvati da colleghi che sono di altre specialità, in parte di specialità internistiche e in parte anche di specialità chirurgiche. E io, se lei mi permette, vorrei ringraziare questi colleghi, i direttori delle unità operative che hanno permesso che questi colleghi ci aiutino nel lavoro quotidiano. Oltre ai medici c'è stata anche una riorganizzazione del personale infermieristico e di assistenza, e infermieri di varia estrazione lavorano in questo reparto. E pur essendo di varia estrazione, devo dire, sono persone che tra loro non si conoscevano prima, non tutti si conoscono tra di loro, hanno veramente dimostrato uno spirito di corpo, di collaborazione che è veramente sorprendente, e anche per questo ovviamente ringrazio. Poi ogni giorno ci confrontiamo con la direzione medica e delle professioni infermieristiche, perché il lavoro necessita di essere anche riorganizzato giorno per giorno a seconda delle necessità. Un flash, lei ha parlato insomma delle difficoltà con questi pazienti. Che pazienti sono quelli che arrivano nel vostro nosocomio affetti da Covid? Ecco, il reparto ha accolto in queste settimane una media che va dai 30 ai 35 pazienti. Di questi sono prevalentemente pazienti già riconosciuti come positivi per l'infezione da coronavirus, e ci sono fra questi alcuni pazienti sospetti per i quali siamo in attesa del risultato del tampone, che vengono ovviamente isolati. Se è confermato il sospetto rimangono degenti in quel piano, viceversa vengono spostati nel piano di degenza ordinaria. Sono pazienti che necessitano appunto di un ricovero perché hanno una patologia respiratoria, cioè una polmonite, un'insufficienza respiratoria che necessita di ossigenoterapia e a volte anche di terapia con caschi, e sono poi pazienti che possono avere anche plurime comorbidità. L'età di questi pazienti è prevalentemente compresa tra i 60 e i 75 anni, ma abbiamo anche pazienti grandi anziani e anche pazienti giovani che hanno un'età intorno ai 45, 50 anni, 55 anni, quindi uno spettro di popolazione anche per quanto riguarda l'età che è varia. Dottoressa, io la ringrazio davvero tantissimo per il suo intervento, per averci raccontato questo spaccato di vita quotidiana che noi cerchiamo insomma di trasmettere anche all'esterno per capire quanto è complesso questa battaglia contro il Covid-19. Grazie e buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Grazie e buona serata. Oggi il governatore Zaia, come di consueto, ha tenuto la conferenza stampa nell'unità di crisi della protezione civile a Marghera. Ha ribadito che questa è una settimana cruciale per capire la strada che si sta percorrendo. Ha poi spiegato l'intento di voler rivedere l'ordinanza regionale e ha parlato anche di un dopo emergenza. Chiedo e chiederemo ancora sacrifici fino a Pasqua. Se è vero che per il secondo giorno consecutivo si registra un calo dei ricoveri per coronavirus negli ospedali veneti e una diminuzione degli accessi alle terapie intensive, è altrettanto importante in questa fase non abbassare la guardia. Non vorrei che qualcuno, preso dall'eroismo, cominciasse a pensare che è finita. La guerra contro il Covid dunque non è ancora finita e, come accade al fronte, l'attenzione non va mai abbassata. Va in questa direzione la possibilità di rivedere l'ordinanza regionale. Stiamo ragionando di proroga, forse inserendo ulteriori elementi che nascono anche dall'esperienza di questi giorni. Stiamo facendo una verifica giuridica sull'ordinanza perché c'è una sorta di vulnus rispetto al decreto. Dunque sarà una Pasqua blindata, durante la quale si chiederà ai veneti di non farsi tentare dai giorni di festa e dalla voglia di uscire. Chiedendo alle forze dell'ordine e a tutti coloro che hanno il ruolo di vigilanza di far rispettare le regole, ma il vero appello lo si fa al buonsenso. Ma la Regione sta pensando anche al dopo, con un piano delle riaperture che scongiuri il rischio Hong Kong. Ci stiamo preparando perché quando si riaprirà bisognerà adottare dei criteri per evitare l'effetto Hong Kong. Tornare alla normalità per far ripartire l'economia. La situazione delle imprese ci preoccupa molto, ha sottolineato Zaia, che ha ricordato come il PIL del Veneto sia di 150 miliardi di euro l'anno. Un fermo di questa regione di un mese significa almeno 10, 11, 12 miliardi di PIL perso. Pochi settori risparmiati dalla crisi e sicuramente il comparto agricolo è tra quelli che sta risentendo maggiormente della situazione. Ieri ho firmato la dichiarazione dello stato di emergenza per l'accesso al fondo di solidarietà per l'agricoltura veneta,
L'agricoltura ha il fondo di solidarietà nazionale, ve lo dico perché le altre imprese non ce l'hanno, che poi qualcuno dica e le altre imprese, e quindi abbiamo firmato lo stato di crisi per l'agricoltura del Veneto in maniera tale che si possa avere accesso al fondo. E poi c'è l'aspetto migliore di questa emergenza, quello della solidarietà che passa attraverso le donazioni più o meno grandi. Abbiamo raggiunto i 19 milioni di euro, pensate, con 24.677 donazioni. Faccio appello ovviamente in particolar modo al mondo imprenditoriale, magari a chi può dare un segnale, è assolutamente utile per noi e c'è assolutamente d'aiuto, visto e considerato che ormai andiamo verso i 100 milioni di euro di spesa per questa partita. E quello rivolto a chi in queste settimane sta combattendo tra le corsie degli ospedali. I gestori dei campeggi, e parlo del Cavallino, ma in generale dei campeggi, mi hanno scritto, hanno donato 1000 soggiorni di una settimana da farsi nel 2020 o anche nel 2021 agli operatori sanitari del Veneto. E poi il punto della situazione a Treviso, nelle parole del direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi, che interviene anche sul problema delle addette alle pulizie all'interno del Caffoncello che lavorerebbero con febbre e sintomi sospetti. Abbiamo un andamento in plateau, comunque con lieve diminuzione, e questo ci consola e ci rende ancora più forti per affrontare ovviamente il domani, perché ancora il domani è incerto, lo voglio dire, siamo ancora in trincea. Il numero dei ricoveri negli ospedali trevigiani è sostanzialmente stabile, se non in lieve diminuzione, ma ci sono focolai che continuano a preoccupare, come quello di Orsago, San Fior Vittorio, e che hanno prodotto casi positivi non solo negli ospedali, ma anche nelle case di riposo, che oggi sono il vero fronte dell'emergenza. Le case di riposo, i centri servizi, le RSA. Oggi è il fronte che dà pensiero a noi direttori generali, a tutta la regione Veneto, perché è il fronte dove ci sono le persone fragili, dove ci sono i nostri nonni, i nostri padri, cioè quelli che hanno fatto il Veneto, questo Veneto. Quindi il nostro cuore va là e il nostro impegno sarà là. Benazzi interviene anche sul grido d'allarme dei sindacati, in particolare la CISL, sul fatto che tra le addette a pulizia e sanificazione del Caffoncello ci sarebbe personale in servizio malgrado febbre e sintomi sospetti, senza che nessuno si preoccupi di verificarne lo stato. Al di là del braccio di ferro che ne è seguito, tra sindacato e azienda di cui le 170 lavoratrici sono dipendenti, la Arechip, l'ULS è pronta a fare la propria parte. E a proposito della situazione delle case di riposo osservate speciali in questi giorni in Veneto, l'ISRA in una nota ha fornito gli aggiornamenti sulla situazione nelle sue strutture. Presso la residenza Zalivani sono stati effettuati i tamponi su tutto il personale, in totale 112, con esito negativo per tutti. Le 2 infermiere che affiancavano il medico risultato positivo hanno avuto esito negativo e domani rientreranno in servizio. Il medico sta invece attendendo l'esito dei tamponi per poi riprendere il lavoro. Allo stato attuale presso lo Zalivani non è registrata alcuna sintomatologia a carico dei residenti riferibili al Covid-19, permane la presenza di una signora sintomatica e positiva al tampone. La signora rimane in isolamento in attesa di un secondo tampone dopo 14 giorni. Nulla da segnalare invece nella casa albergo. Nella residenza anziani città di Treviso rientrati 2 lavoratori post tampone negativo, erano in quarantena preventiva per qualche sintomo influenzale. Rimangono in quarantena preventiva anche 2 operatori, mentre nessun anziano manifesta sintomi da Covid-19. E poi il Menegazzi, i 2 medici riscontrati positivi rimangono in quarantena. L'infermiere che accompagnava un medico è risultato negativo e rientra al lavoro domani. Ci sono poi 3 anziani in osservazione sanitaria per qualche sintomo febbrile preventivamente isolati. Ci sono 4 dipendenti a casa, 2 per sintomi influenzali e 2 per convivenza con persone a rischio. Per loro verranno proposti per l'esame sierologico. Ed è iniziata ieri con la pubblicazione del modulo sul sito del Comune di Treviso la distribuzione dei fondi arrivati dallo Stato a sostegno dei cittadini in difficoltà. Lunedì la consegna materiale dei buoni, già oltre il centinaio le richieste pervenute in municipio.
Dalla settimana prossima comincerà la distribuzione, perché nel frattempo stiamo raccogliendo le domande, che a questa mattina sono circa 130. Un sostegno economico attivato già nella giornata di ieri con la pubblicazione del documento da compilare. Nel modello che troverete nel sito ci sono indicate tutta una serie di requisiti. Chi oggi ha la priorità per accedere a questi fondi sono coloro che non hanno già dei percorsi con i servizi sociali e che non hanno già ottenuto il reddito di cittadinanza. A disposizione di chi ha questi requisiti e nel conto corrente meno di 5.000 euro, al momento sono arrivati 450.000 euro. Si parta da 70 euro per chi ha un nucleo familiare composto da una persona, fino a un massimo di 200 euro per nuclei familiari da 5 persone in su. Operazioni semplici da fare rigorosamente a casa. Scarica il modello, lo compila con i propri dati, lo rinvia seguendo le indicazioni del sito a un indirizzo mail che è stato creato e destinato, e nei giorni successivi verrà contattato appunto dalla Protezione Civile, che consegnerà il buono corrispondente al proprio nucleo familiare. E per chi invece ha poca pratica di internet, mi vengono in mente gli anziani? Per gli anziani si può contattare il numero 0422 658 610, troverà una persona che risponderà e li aiuterà nella compilazione telefonica del modello, e poi i buoni verranno appunto fatti arrivare presso le proprie abitazioni. Un sostegno importante per alimentari e non solo. Sono bonus per poter fare la spesa alimentare, esclusivamente spesa alimentare o prodotti di primissima necessità, quali possono essere anche i medicinali. È stato aperto una manifestazione di interesse per far aderire le attività commerciali, che entro domani alle 12 manifesteranno il proprio interesse, quindi poi faremo avere a partire da lunedì l'elenco delle attività commerciali che hanno aderito a questa iniziativa. E dove si potrà fare la spesa, che però non sarà uguale a quella fornita da altri comuni. Come ANCI Veneto abbiamo cercato di dare delle linee guida che però non sono vincolanti, poi ogni sindaco, in base alle caratteristiche del proprio territorio e alle opportunità che si manifestano, potrà agire diversamente. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità e poi torniamo con tante altre notizie. A tra poco. Rieccoci in diretta, tante le manifestazioni di solidarietà in questo momento difficile, e c'è anche la storia che arriva dal carcere Santa Bona di Treviso, perché i detenuti si sono mobilitati a sostegno della sanità veneta promuovendo una raccolta fondi interna. Nei giorni della grande emergenza la solidarietà assume vari volti e racconta tante storie, come quella che arriva dal carcere di Santa Bona Treviso, dove i detenuti hanno avviato una raccolta volontaria arrivando a 672 euro, cifra che sarà donata al conto corrente della Regione Veneto. Anche noi, uomini, mariti, padri di famiglia, si legge in una breve lettera dei detenuti, nonostante i molti problemi che rimarranno irrisolti in questa struttura, vogliamo dimostrare di avere anche un cuore, una dignità e un senso civico. Eccolo dunque il gesto concreto in un momento di difficoltà per gli stessi carcerati. Il gesto di solidarietà insomma li rende partecipi delle vicende che stanno all'esterno. Di esterno si può parlare, perché io ritengo comunque sempre che il carcere faccia parte della realtà sociale anche lui. Carcere di Santa Bona, dove il 9 marzo scorso era stata inscenata una protesta per segnalare la necessità di maggiore sicurezza sul fronte coronavirus, una protesta pacifica dopo la quale sono arrivate mascherine e guanti per gli stessi agenti penitenziari. Allo stato attuale la casa circondariale sembra essere stata risparmiata dal virus. Non ci sono fortunatamente casi di positività né per personale né tra le persone recluse, quindi diciamo che finora le operazioni di triage hanno fatto il loro effetto, speriamo che continui così. Prosegue quindi lo stop alle visite dei familiari, un isolamento che viene rotto grazie alla tecnologia. Sono state intanto implementate le telefonate verso i familiari, e poi c'è anche la possibilità di utilizzare WhatsApp e Skype come surrogato dei colloqui. Il comune di Villorba, per ammortizzare l'impatto negativo che il Covid-19 avrà sull'economia locale, ha deciso di rivedere al ribasso i valori di riferimento delle aree
edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU per l'anno in corso, così da ridurre la pressione fiscale sui cittadini. Questa decisione comporterà un abbattimento del valore delle aree in questione di circa il 20%, abbattimento che segue i prezzi di mercato degli ultimi anni e si tradurrà in una riduzione dell'IMU a carico del contribuente, che si stima corrispondere ad una minore entrata nelle casse comunali di circa 45.000 euro. La casa di riposo Ca' dei Fiori di Casale sul Sile, insieme alla task force dell'USL 2 per affrontare l'emergenza coronavirus, nella struttura il 40% dei pazienti risulta positivo. Anche Michele Basso, direttore della struttura, è risultato positivo e si trova ora in quarantena a casa. Lo abbiamo contattato via Skype durante la nostra edizione straordinaria. Dall'inizio di questa emergenza la casa di riposo Ca' dei Fiori sta combattendo tra ospiti positivi e personale sociosanitario allo stremo. Una situazione difficilissima scoppiata proprio quando un anziano della struttura è stato ricoverato in geriatria nello stesso momento in cui si è verificato il primo decesso provocato da coronavirus. Poi al rientro in casa di riposo l'esplosione dei casi. Ieri durante l'edizione straordinaria l'intervento del direttore della casa di riposo che spiega com'è ora la situazione. All'inizio sono stati individuati 5 ospiti positivi e subito isolati in un'ala della struttura, poi successivamente siamo stati seguiti e tuttora siamo seguiti dalla task force dell'US2 con il dottor Moretto e la dottoressa De Marchi e abbiamo isolato successivamente altri ospiti in un piano della struttura di Casale, distinguendo appunto tra ospiti positivi e negativi. Situazione complicata anche sul fronte del personale, una quindicina agli OSS risultati positivi ed altri che si sono messi in malattia, l'appello del direttore Basso. Per questo poi ho fatto un appello per avere a disposizione degli OSS, degli operatori sociosanitari e degli infermieri, questo proprio per dare il cambio a chi non riusciva più a reggere i turni. Naturalmente questo nonostante i dispositivi forniti dall'US e nonostante appunto gli ospiti siano seguiti, fermare questo virus, come avete ben detto, è impossibile. Nella casa di riposo poi si sta vivendo un dramma quotidiano, quello degli anziani che possono vedere o sentire i loro cari solo attraverso le videochiamate. La tragedia poi delle vittime del coronavirus che sono morte senza poter riabbracciare i familiari, tante storie e tanta sofferenza. Purtroppo la morte da Covid-19 è drammatica come tutti i virus, perché gli ospiti non vedono i propri cari e sapete che la procedura prevede tra l'altro che non si possa vedere neanche la salma. E tra le iniziative per dare un aiuto a chi è in difficoltà economica arriva da un laboratorio del vetro e da una richiesta semplice ma che deve far riflettere. Quello che fa più sobbalzare è che non c'è la richiesta di una bistecca, c'è la richiesta del pane, quindi se c'è questa richiesta vuol dire che siamo arrivati proprio ad avere €1 forse per poterlo acquistare, e forse neanche quello, anzi. Ecco perché uno dei più famosi laboratori per la lavorazione del vetro è diventato un magazzino di generi alimentari. Accade anche questo ai tempi del coronavirus, con una famiglia famosa per le sculture trasparenti che nel silenzio della discrezione ha deciso di sostenere i più colpiti economicamente da questo fermo forzato di fabbriche e imprese. Era un po' che volevo fare qualcosa, ho detto l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è cercare di aiutare le persone che in questo momento stanno vivendo veramente con degli spiccioli e fargli la spesa. La sensazione è che ce ne siano davvero tante. Ce ne sono tantissime, e quindi la questione di non sapere quando si potrà riprendere la vita pseudo normale, perché non sarà normale, qualcosa ci cambierà dentro. E gente che per pudore non ha neanche il coraggio di chiedere aiuto. Io credo che le persone che vivono nei condomini, che conoscono delle persone che possono essere da solo anziani, o ragazzi madri, o magari donne separate con 2 figlie, o con 2 figli, con un figlio, uomini, aiutiamoli, basta poco, basta bussargli alla porta, mandami la lista della spesa sotto la porta, non c'è il contatto, cerchiamo di essere intanto premurosi noi per non contagiare gli altri. Dopodiché io solo una richiesta è quella di dare dei contatti e cercare di... Chiedetemi pure, perché noi siamo pronti e abbiamo delle spese da consegnare.
Lasciamo questa pagina dedicata all'emergenza coronavirus, andiamo con la cronaca perché la Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto una bancarotta fraudolenta, 2 imprenditori sono stati arrestati, 4 le persone denunciate, le Fiamme Gialle hanno appunto scoperto un'evasione totale per oltre 21 milioni di euro. L'accusa è pesante: bancarotta fraudolenta, emissione di fatture false ed altri reati finanziari. Queste le accuse rivolte a 2 imprenditori finiti agli arresti. Si tratta di un 50enne di Napoli e di un 34enne di Bari. Altre 4 persone sono finite nei guai: un trevigiano di 55 anni a cui è stato disposto il divieto di espatrio e interdizione a svolgere attività commerciali, provvedimento questo preso anche nei confronti di un 45enne padovano, ed ancora un 30enne bellunese sottoposto ad obbligo di dimora ed un 40enne vicentino interdetto dalle attività sociali. L'indagine è partita con il fallimento nel 2015 di 2 società trevigiane operanti nel settore del commercio delle materie plastiche, società che avevano sede una a Conegliano, l'altra a Codognè. I finanzieri hanno portato alla luce un sistema fraudolento costituito da oltre 20 società sia nazionali che estere, le quali, operando come veri e propri schemi societari ed avvalendosi anche di teste di legno, hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 16,5 milioni di euro ed omesso versamenti di IVA per circa 5 milioni di euro. L'attività dei finanzieri, coordinati dalla magistratura trevigiana, ha permesso di svelare l'esistenza di un rodato sistema evasivo che ha permesso agli indagati di commercializzare beni sotto costo, acquisendo così quote di mercato con concreti effetti distorsivi sulla concorrenza. Sono state inoltre individuate operazioni distrattive per oltre 2,5 milioni di euro in pregiudizio ai creditori, tra i quali l'erario, con un'esposizione di 37 milioni di euro. Gli agenti della Polizia Provinciale hanno sorpreso a Farra di Soligo un bracconiere, un pensionato del posto, intento a praticare illegalmente uccellagione utilizzando reti e trappole specifiche per la cattura degli uccelli selvatici, probabilmente approfittando dell'assenza di persone fuori casa per le misure di contenimento del Covid-19. Sequestrati anche una trentina di uccelli, tra cui alcune specie protette, denunciando il bracconiere all'autorità giudiziaria sia per l'attività di bracconaggio che per il mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid-19. L'uomo era già stato denunciato in passato per analoghi reati. E adesso lasciamo per un attimo la provincia di Treviso e apriamo la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. L'emergenza da Covid-19 manda in affanno anche gli agricoltori bellunesi, ma il settore non può fermarsi. Il nostro lavoro è scandito dalle stagioni e dal tempo meteorologico, quindi noi abbiamo bisogno di fare le cose quando è il momento, altrimenti le produzioni saltano. Il momento di emergenza assoluta provocata dal coronavirus non ferma il lavoro degli agricoltori, che però accusano il colpo inferto alla filiera dalla quale ricavano il loro sostentamento. Orazio Darolda, ex presidente di Coldiretti Belluno, anche questa mattina ha arato il suo campo. Per fortuna che possiamo lavorare i campi, preparare i campi, perché questo è il periodo della preparazione dei prati, dei campi per la semina, che in questo mese dovremo iniziare a seminare il mais, e quindi ci è permesso di lavorare, se no sarebbe un disastro totale. Direttamente collegate al lavoro degli agricoltori ci sono tutte quelle attività chiuse per ordinanza ministeriale, quindi le mense delle fabbriche, i ristoranti, le pizzerie, i bar, che non stanno acquistando e che stanno tenendo il prodotto fermo. Per Orazio Darolda una perdita superiore al 30%. La ricostruzione dell'economia si prevede lunga e difficile, e non solo per le limitazioni di carattere sanitario per contenere la pandemia. Poi c'è anche un altro problema che assistiamo in questi giorni, che è da parte dei grossi gruppi di acquisto, i grossi gruppi che muovono i mercati, che c'è in atto una forte speculazione sui prodotti, sia sui prodotti agroalimentari dal produttore, ma soprattutto anche sulla fornitura di mangimi, di sfarinati che noi diamo da mangiare
ai nostri animali. E gli animali seguono il proprio ritmo biologico che non può essere interrotto, così denuncia Darold. Noi dobbiamo acquistare gli alimenti necessari da un mercato che sta approfittando e dall'altro dobbiamo vendere a prezzi inferiori, stabiliti da chi in questo momento vuole solo trarre profitto. Aggiornamento anche naturalmente sui dati dei contagi e dei ricoveri per quanto riguarda la provincia di Belluno. Nel bellunese sono 488 i casi in totale con tampone positivo, con un incremento di un caso rispetto a questa mattina, 443 i casi attualmente positivi nel bellunese, 19 i deceduti, 26 i negativizzati e 1303 le persone in isolamento domiciliare. È aumentato anche il numero delle vittime perché si registra rispetto a questa mattina 3 decessi all'ospedale di Belluno. Anche la Giunta di Feltre ha dato il via libera stamattina alle modalità di richiesta e di assegnazione del buono spesa legato all'emergenza Covid-19. Si tratta di risorse preziose, dice il sindaco Paolo Perenzin. Buoni spesa da 200 a 550 euro a seconda della composizione del nucleo familiare ed erogazione una tantum. Anche la Giunta Comunale di Feltre ha dato il via libera alle modalità di richiesta e di assegnazione del buono spesa legato all'emergenza coronavirus. Si tratta di un importante aiuto garantito ai cittadini che si trovino nell'impossibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità, previsto da un provvedimento del governo che nello specifico a Feltre ha assegnato 109.000 euro. La misura è pensata per le persone che siano in questo momento, a causa in particolare dell'attuale emergenza in atto, in difficoltà economica, che non abbiano la liquidità disponibile per fare la spesa o che abbiano avuto una decurtazione o la sospensione per intero del reddito mensile. Ascom sta collaborando con l'amministrazione comunale per mettere in rete l'elenco dei punti vendita che accetteranno i buoni spesa, con i quali però in nessun caso sarà consentito l'acquisto di alcolici o sigarette o lotterie istantanee tipo gratta e vinci. Abbiamo pensato a 5 scaglioni in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. Abbiamo deciso che i buoni vengono stampati direttamente dal comune di Feltre e verranno in maniera tale da dare ai cittadini la possibilità di spenderli in tutti i negozi che li accetteranno. Il Comune si riserva la possibilità di svolgere accertamenti sulla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda resa in autodichiarazione. Gli scontrini fiscali comprovanti l'avvenuto acquisto dovranno essere conservati per i controlli successivi. Le domande per il buono spesa verranno accolte fino all'esaurimento del fondo ministeriale destinato al Comune di Feltre. La domanda si può fare da subito, si può fare, e anzi è consigliabile farla via mail, per mail ordinaria o per PEC, oppure anche per telefono. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, subito dopo torniamo con l'edizione straordinaria per tutti gli aggiornamenti sull'emergenza Covid-19. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si fa via via più intenso sull'Italia, imponendosi anche sul nostro territorio. Dunque, bel tempo. Il dettaglio di venerdì 3 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento. Su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature in aumento, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra 14 e 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia, anche qui tanto sole ovunque, non sono attese precipitazioni, sarà possibile solamente qualche nube in più sui settori montuosi. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 13 e i 16. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, bel tempo solo con qualche addensamento in più sui settori settentrionali della regione. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime invece intorno, vedete, ai 17 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.